Buongiorno a tutti ragazzi, anzi buonasera vista l'ora. Bene, allora siamo qui per la nostra diretta bisettimanale. Allora, le ultime 2 settimane le ho passate in ferie, ma anche in malattia purtroppo, ho avuto una forte influenza e quindi di conseguenza sono stato anche fermo qualche giorno. Però ieri e l'altro ieri ho fatto molte escursioni, per l'esattezza 14. Purtroppo di 14 luoghi che ho visitato sono entrato solamente in uno, il cui video ho pubblicato oggi, il Bastimento Z, che si trova al porto di Ravenna ed era una specie di erano degli alloggi, degli appartamenti per i dipendenti dell'Enichem, mi hanno detto. Inoltre ho sfruttato la malattia per fare un video su una nave da guerra, la regia nave Bersagliere, che era un cacciatorpediniere della seconda guerra mondiale dove era imbarcato mio nonno. Ho pensato, visto che sono in malattia 4 giorni, 5 giorni, faccio qualcosa di utile. Inoltre, negli altri giorni di ferie abbiamo fatto parecchie visite anche col Dante e con Enrico. Siamo stati al parco acquatico Acquarama, Lido degli Estensi, a Tresigallo, la Villa del Ventennio, a Susegana, la Filanda e il Barco, la discoteca Skylab, ex Cupole, ex Adelaide di Tamara, Ferrara, e la Villa della Strega, molto affascinante. Quindi sono state comunque 2 settimane, nonostante la malattia, molto positive. Speriamo lo siano anche le prossime 2 perché ci sono le vacanze natalizie, ma come sapete noi non ci fermiamo mai. Abbiamo intenzione, prima della vigilia di Natale, di fare un'escursione tutti e 3 insieme, la triade di San Marco, io, Enrico e Dante, e vediamo di riuscire a fare qualcosa di positivo. Dove andremo? Beh, dove andremo è difficile dirlo perché, dipende dal clima, dal tempo che abbiamo, da tante cose. Comunque abbiamo dei luoghi interessanti a Ferrara, che ho trovato oggi pomeriggio, e abbiamo dei luoghi comunque interessanti in tante parti. Oggi mi sono stati segnalati, per esempio, da Michele, delle opere della guerra fredda in zona Gorizia. Inoltre abbiamo altri luoghi comunque, Forlì, Rimini, Rovigo, il carcere vicino a Mantova. Il sabato sarò a Modena per la partita del Venezia e avrò 2 o 3 ore libere durante le quali andrò a visitare, almeno dall'esterno, un edificio di 10 piani abbandonato che, se tutto va bene, poi torneremo a visitare. Ovviamente 10 piani, se è accessibile, ci vorranno ore e ore per visitarlo, almeno 2, 3 ore. Quindi io prima della partita vado in avanscoperta, se vedo che si può entrare, entro, faccio un breve short e poi tornerò con i miei soci. Cosa posso dirvi? Bene, allora il canale sta andando molto bene negli ultimi giorni, si sta un po' riprendendo, vedo che è stato un periodo un po' di fiacca, alcuni mesi di fiacca. Io vi ringrazio, siete tanti che mi scrivete, io cerco di rispondere sempre a tutti. Contattatemi se avete qualche richiesta, qualche consiglio, io sono sempre qui, mi trovate su tutti i social praticamente. Io vi auguro una buona giornata e ciao a tutti. E non dimentichiamoci, tanti auguri di buon Natale a voi e alle vostre famiglie.